Amici bellini, molto meglio, lo so. Cominciamo l'anno nuovo di martedì, perché di martedì che capita, e lo sapete tutti, ci sono delle notizie positive e delle notizie negative, proprio questo termine, delle notizie belle e delle notizie meno belle. Cominciamole. Amiche mie, amici miei, sono felice, sono contento, è stata una bellissima serata ieri, spero che voi l'abbiate passato questo ultimo giorno del 2021 in maniera serena, spensierata, ovviamente ognuno con le problematiche che deve affrontare, tutto il mondo lo sta affrontando e quindi questo è, però insomma io non mi posso proprio lamentare, bellissima serata con musicisti di altissimo livello, col pubblico giusto, è stato veramente un buon modo di chiudere ed è un buon modo anche di iniziare perché si va a faticare pure stasera. Benvenuto, non so se è benvenuto o benvenuta, M quadro, non si può sapere, quindi benvenuto. E benissimo, tutti i nuovi iscritti, benvenuti, qui ci divertiamo e spingiamo sull'acceleratore ancora di più per il 2022. Lasciate un like perché gli amici bellini sanno che è cosa buona e giusta, è una pratica immediata. Esce il video, like, andiamocelo a vedere, è proprio semplicissimo. Cose buone e cose cattive, quale volete sapere prima? Ovviamente voi siete già informati, noi queste cose le dobbiamo semplicemente commentare. Però bisogna dire che la notizia non è ancora una notizia perché aspettiamo tweet ufficiali, aspettiamo visite mediche, però stanno insistendo tanto le testate sul fatto che insomma la trattativa pare sia andata a buon fine, si parla di prestito secco, oneroso, il Manchester United, ovviamente stiamo parlando di Tuanzebe, insomma il difensore del Manchester United che tanto somiglia a Tomori e che speriamo abbia lo stesso impatto sul campionato italiano. Pare che loro volessero 1 milione per il prestito oneroso, si potrebbe chiudere con la metà, quindi con 500.000 euro, una cosa del genere, operazione alla Anghissà come vi avevamo detto, e quindi la cosa buona e positiva è che parte la standing ovation per Giuntoli e per il Napoli, perché quando c'è da dire le cose si bisogna dire. Se questo ragazzo arriva effettivamente entro l'apertura del mercato, quindi per il 3, io gli ho dato tempo fino al 4, solo che viste le tante defezioni, come Anghissà giocò direttamente con la Juventus senza nemmeno conoscere i compagni, può essere che ce lo ritroviamo addirittura in campo magari nel secondo tempo, si vedrà, anche perché tra le notizie non proprio positive sono contatti con i positivi per Malquit e per Petagna. Di conseguenza ci troviamo in una situazione dove il Napoli veramente a stento riesce a metterne 11 in campo, in panchina ti porti tutti i portieri e non si sa, questo ovviamente bisogna sempre confermarli, però la lista si allunga. E vi dico una cosa prima poi di arrivare alla fine, perché voglio rivedere, guardate con un Ambrabam cosa facciamo, perché io le cose belle, no? Le cose belle lo vedete nello sfondo, la live del Giobellì che abbiamo fatto per salutare il 2021, poi dopo ci sono 73 commenti, è una roba bellissima dove ognuno di voi, io qualcuno già avevo messo i cuoricini ma ne stanno arrivando altri e ognuno di voi ha scritto le cose belle e voglio veramente leggerne un paio con voi, così. Però una cosa che volevo dire prima di arrivare nei meandri poi del video, dove poi non tutti arrivano, ci troviamo di fronte a una situazione che se non si ferma il campionato il 6, cioè non arriva proprio la sospensione generale, perché oramai siamo, quanti ne siamo? 47 positivi in Serie A, siamo comunque sotto la cinquantina, e se non fermano il campionato il Napoli probabilmente si troverà costretto a chiedere praticamente noi ci troveremo costretti a chiedere il rinvio, con tutte le conseguenze del caso, le battutine, i pagliacci, l'ASL, avevate paura, eccetera eccetera, siete sempre i soliti, e anzi si rafforzerà una narrativa sbagliata all'epoca che comunque è passata, perché comunque qualcuno ancora le battutine le fa e non ci vuole sentire dall'orecchio che poi
al di là del fatto che era una cosa legittima e è inutile poi ricordarlo di nuovo, ma quando Gattuso disse sì, volevo giocare, era proprio quello il momento per azzannarli che stavamo meglio noi e loro stavano così e così, è chiaro. Di conseguenza quella narrativa lì è passata. E chi fa queste battute che non servono a niente e che non fanno neanche ridere, ovviamente non approfondiscono mica. E quindi è normale che per loro quella è la verità. Ah, pagliacci, siete ridicoli. Va benissimo. Se passa quella e ci ritroviamo di fronte di nuovo a una situazione simile, dove ovviamente il Napoli sembra una di quelle... a Salernitana un sacco di positivi eccetera eccetera, ma il Napoli in questo momento, oltre alle positività che magari si possono contare perché abbiamo Osimhen, comunque anche era infortunato, abbiamo Lozano, abbiamo recuperato in extremis Fabian e Insigne, ma poi ci si aggiunge Elmas e dobbiamo valutare Petagna e Malquit, che in questo momento sono in isolamento domiciliare perché sono stati a contatto con dei positivi. Ecco perché non usciva l'ufficialità, perché bisognava fare quest'altro tipo di discorso. Non è sicuro, ma è molto probabile. Di conseguenza, ok, sono 5 e va benissimo, però poi tu ci devi aggiungere quelli indisponibili per la Coppa d'Africa, che sono Anghissà, K2, Osimhen è tornato, ma cioè Osimhen sta ancora là, ma poi il discorso Osimhen pure va approfondito, perché signori miei, guardiamoci nell'anima. Va benissimo, mi ha supplicato Osimhen per amore della... Osimhen è infortunato, che stiamo a parlare? È infortunatissimo. Quindi l'ha implorato di tornare a casa, non perché l'amore del Napoli, per non far litigare la Nigeria e il Napoli. Osimhen si è reso conto finalmente che è infortunato e che non può giocare a pallone. Punto e basta, riposati, negativizzati prima, poi torna ad allenarti, a correre, a corricchiare, ma non puoi spaccarti di nuovo. Calma, sei pagato dal Napoli, sei il nostro giocatore, la nazionale lo avrebbe anche rischiato, perché se lui poi deve implorare il CT, ma lasciami andare a casa che sono infortunato, non posso, lo avrebbero rischiato. È gravissimo l'atteggiamento di questa nazionale. A parte questa cosa qua, bene, Victor, torna quando puoi, con calma, lascia i tuoi meme e ti riprendiamo quando è possibile, senza fretta, perché sennò sarà tutto cose alla fine del mondo. Quindi a questo ci aggiungiamo un as, ci aggiungiamo gli altri infortunati che già ci stanno. Insomma, veramente o fai giocare un altro infortunatissimo che è Gulam, o devi giocare con Zanoli, perché comunque gli altri non ci stanno. E che si fa? Chi va? Chi va in campo? E chi va in panchina? Perché poi il problema, tu magari li appari pure 11 con formazioni sperimentali e te la giochi come te la giochi, e magari succede anche il miracolone che tu dici proprio la partita incredibile, anzi nelle difficoltà che diventano opportunità, un po' come hai fatto col Milan, il miracolo è dietro l'angolo. Può capitare, perché no, possiamo anche crederci. Anzi, questo deve essere l'anno, il 2022, della visualizzazione, è l'anno del segreto. Il segreto assoluto. Il segreto qual è? Il segreto è visualizzare il pensiero positivo collettivo, lanciare l'energia nell'universo che te la rimanda sotto forma di quelli che sono i tuoi desideri. Ovviamente nell'ambito calcistico il segreto non sempre funziona, perché ci sono altri tifosi di altre squadre che combattono con il tuo pensiero positivo. Non è che se io voglio lo scudetto, mi arriva a me, perché ci sta un altro che è tifoso magari del Milan che dice voglio lo scudetto, come fa l'universo a decidere chi è meglio? È chiaro. Però ed ecco perché poi le squadre più forti storicamente, che hanno più tifosi, finiscono col vincere, anche per questo, perché hanno più tifosi che dicono voglio lo scudetto, e l'universo sente tutte quelle cose, è così che funziona. Impegniamoci anche noi, non per lo scudetto, per la Champions, facciamo cose fattibili, perché poi non esageriamo. Di conseguenza ci troveremo di fronte a questa possibilità, questo pericolo di dover chiedere noi il rinvio, e si ritornerà alle varie battutine stupide e insopportabili, e quindi vediamo un po' che succede, perché come è stato onesto Guido quando gli abbiamo chiesto ma che si fa? Si gioca, non si fa? Guido ha detto godetevi il 31, cominciamo l'anno nuovo e dobbiamo aspettare il 3 se non il 4 per sapere che cos'è, perché aumentano i positivi in tutte le squadre,
quindi probabilmente se aumentano anche in altre squadre possibile ipotizzare una sospensione generale, perché non si sta capendo niente anche in tutta Europa, e quindi dobbiamo aspettare senza fare ipotesi che poi non si reggono su niente. Noi nel frattempo facciamo i complimenti al Napoli per essersi preparato all'eventualità di dover metterlo in campo, perché l'abbiamo detto, ha detto ma casi non veniamo a Mario Rui, non si pure chi lato non giusta, ma qui pure chi gioca in difesa, ci servono tutti. E abbiamo anche detto il nuovo acquisto dovrà essere messo in campo e può essere pure che ce lo ritroviamo titolare. Quindi bravo Napoli se effettivamente il nuovo Tuanzembebe arriva e può essere anche addirittura subito schierato, perché è capace che può fare una partita tipo quella che fece anche chissà, ed è una cosa bellissima. Ora io dovrei fare, cioè ci mi troppo tempo, questo video è troppo lungo e non ci arrivate, però ne leggo, a parte che voi siete stati troppo carini, io già leggo, vedo qua per Patrizio per esempio quanta cultura, quanta educazione e quanti begli esempi. Grazie amici Bellini e grazie Valerio, ma grazie a te, e sono le tue da interista e la massima stima, il momento più bello, vittoria sulla Lazio. Bisogna dire che probabilmente vince, tra tutti i commenti che ho visto, la vittoria sulla Lazio o il gol di Mertens al 10° minuto, insomma qualcosa che riguarda quella partita vince come momento più bello che vi siete ricordati per il 2021 ovviamente. Però ci sono anche altre cose belle, vedi il gol di Zielinski a Firenze, ho urlato come un animale, non si capiva niente, poi ho conosciuto il canale immediatamente dopo la partita, consigliato da Igolo79, l'amico nostro Giovanni. 14 mesi fa non sapevo suonare la chitarra, 10 giorni fa è uscito il primo EP della mia band. Io così chiudo questo video. Le cose belle sono queste e ce ne sono altre, perché ovviamente voi siete stati troppo bellini a dire in molti di voi la cosa più bella del 2021 è stato conoscere il tuo canale, e io non so come ringraziarvi. La cosa più bella per me probabilmente di tutta questa, non solo del 2021, l'ho detto altre volte e lo ribadisco, che la pandemia, per quanto sia stata una cosa tremenda per la mia carriera musicale, intanto mi ha spinto a fare questa cosa con più continuità e ho conosciuto tutti voi e non potrei essere più felice di così. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci continuiamo a sentire tutti i giorni. Voi iscrivetevi al canale, lasciate i like che vi siete dimenticati, il canale Telegram lo trovate sotto in descrizione, perché poi è capace che facciamo sorprese dove io lancio il link e vi potete entrare live, insomma durante le live dal vivo con la telecamera. Fate vobbis. Amici belli, no, nell'anima vi devo guardare, no, facciamo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.